Verso le 22:30 circa abbiamo sentito un fragore, un rumore veramente molto importante. Poi, non so se era il comandante, ha optato per la soluzione dell'evacuazione. I primi segnali si erano già registrati nelle scorse settimane, piccoli movimenti franosi in tutta l'area della Rocca di Monselice che avevano allarmato i residenti, circa 140. Poi ieri sera lo smottamento più consistente che ha fatto scattare l'emergenza. 17 le persone evacuate nella notte in via San Martino, 3 nuclei familiari, tra cui anziani e bambini, che si sono trasferiti da parenti o che il comune ha ospitato in albergo. A Monselice sono arrivati i tecnici della Protezione Civile regionale, della Prefettura e del Genio Civile per i sopralluoghi e la scelta degli interventi. Innanzitutto non è uno stato di allerta, che è bene chiarire questo, ma è uno stato di attenzione. Noi come amministrazione chiediamo, abbiamo già chiesto alla Regione, che ha già fatto un piano, però che lo metta in atto immediatamente per mettere in sicurezza tutto il fronte di questa rocca, insomma. Abbiamo predisposto eventualmente in caso di emergenza un posto dove ricoverare gli sfollati, abbiamo mappato tutto il numero delle persone che abitano in questa zona, abbiamo individuato se ci sono disabili o no, creeremo un numero di reperibilità H24 dove tutti i cittadini che vedono qualche anomalia o che hanno qualche preoccupazione possono telefonare. Allo studio il taglio di tutti gli alberi della zona interessata dalle frane perché le radici profonde sono tra le cause principali dei distacchi di roccia. Questo e gli altri interventi vanno effettuati nelle prossime ore per consentire agli sfollati di rientrare al più presto nelle abitazioni. Voglio credere che gli enti di competenza sapranno fare quello che è meglio per il sito e per gli abitanti. Io spero faranno qualcosa che sia duraturo. Intanto il maltempo ha colpito tutta la regione, pioggia forte ma anche nevischio lungo strade e autostrade, in particolare la A13, a Monselice strade allagate, case isolate, a Mestre è scattato il piano neve con i mezzi spargisali in azione nel pomeriggio nei sottopassi in zona ospedale. Nelle prossime ore questi fenomeni saranno meno intensi e quindi ci saranno comunque precipitazioni questa sera, domani e anche dopodomani, però molto meno importanti rispetto a oggi. La Regione infine ha decretato lo stato di attenzione idraulica e idrogeologica fino a domani pomeriggio lungo Brenta e Bacchiglione, ovvero nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Venezia e Treviso.